Ciao a tutti, eccoci qua. Sono a pochi chilometri da Forlì, sono a Rovere. Bellissimo posto qui al Bed and Breakfast Villa delle Querci. Sto da Dio, sto veramente bene, benissimo. Guardate che posto, che meraviglia, che bello. Davvero un posto che vi consiglio. Pochi chilometri da Forlì, in pace e tranquillità. Certo, è bello anche il centro storico di Forlì, niente da dire. Ma guardate che meraviglia, guardate. Quindi sto per partire per un viaggio, sono qui qualche giorno, insomma, tra la Lombardia e poi l'Emilia Romagna. Questa città che ho, Forlì, insomma, che ho già visitato diverse volte, che non posso dire di amare, ma posso dire di voler molto bene, perché mi sono anche abbastanza affezionato. Molti monumenti, molti luoghi, ma anche il cibo, anche le persone, quindi insomma sto veramente bene. E tra pochissimo sto per andare a fare un piccolo viaggio, la giornata sembra fantastica, ne approfittiamo. Domani ha messo pioggia, quindi ne approfittiamo oggi. Guardate che spettacolo di giornata, e c'è freddo, freschino stamattina rispetto alla Sardegna, e niente, chissà dove andrò, seguitemi, chissà cosa vedrò. Intanto io vi saluto da questo splendido luogo che vi consiglio per qualità-prezzo. Caspita, anzi, molta più la qualità che il prezzo, per i costi delle camere e dell'accoglienza, e anche Fabio molto in gamba. Allora, buon viaggio insieme. Osteria del mercato, questo nuovo momento conviviale, e qui vediamo che cosa c'è esattamente. Guardate, polenta spettacolare. Come andiamo, ragazzi? Perfetto, fai un saluto a noi. Siamo qui con il padrone, con l'oste della Marore. Buongiorno, mi chiamo Vinicio. in sardo lo diciamo Sumere, il Sumere, padrone. invece da noi se ci caviamo la E, Sumer vuol dire somaro. Perfetto, Ecco. allora non lo diciamo, Non lo nome e diciamo. cognome. Vinicio Ciani, Siamo all'osteria. del mercato di Forlì. Buongiorno signore. Che cosa ci stai dando? Allora, come antipasto hanno preso una polenta concia gratinata in forno col taleggio in lardo. Perfetto. E il nostro musotto, che in giro per l'Italia è la coppa di testa, La coppa fatta di da testa, noi, sì. perfetto. E in Romagna si chiama musotto. Perfetto. E questa è la partenza. E questo stiamo iniziando, quindi fra poco Fra continueremo. poco continueremo, ci vediamo a breve. Arrivederci. Grazie, ciao. Magna. Allora, come primo step è perfetto. Devo dire che qui a Forlì si mangia bene. Quindi abbiamo già sentito il padrone Sumere e devo dire che è molto interessante. Quindi adesso continuerò e vediamo un attimino com'è questo modo di cenare, di pranzare qui, decisamente perfetto. Ok? Adesso un pochettino inquadriamo la meraviglia, accompagnato da un bianco della casa, poi nel caso assaggeremo anche il rosso. Quindi questo momento di viaggio qui in Emilia Romagna sta iniziando così per pranzo, e poi andrò da qualche altra parte. Allora, Salve, sono di nuovo l'oste. che cosa ci hai portato? Ora, questo è il classico cappelletto romagnolo, da non confondere col tortellino emiliano, Ok? con il ripieno di lonza di maiale, parmigiano, ricotta e un po' di mortadella, che è il classico ragù. Che è quello che ho preso io. Perfetto. E qua Lui invece invece c'è ha preso la nostra pasta e fagioli con i manfrigoli. I manfrigoli assomiglia alla fregola sarda, ma è una pasta all'uovo fatta a mano, piccola, fatta a mano come i gratini. Rassomiglia alla fregola, viene cotta in mezzo ai fagioli e la contenda del prosciutto crudo stagionato. perfetto, interessantissimo. Uno spettacolo. Buon appetito. L'assaggio. Grazie. Per adesso faccio questo assaggio di pasta e fagioli, vediamo come direttamente da qua. Profumo, sapore perfetto. Ottima. Ma la mangerei tutta, ma devo passare i cappelletti.
Perfetto, proviamo i cappelletti al ragù, vediamo un attimino come siamo. Un po' di carne, un cappelletto, vedete com'è, consistenza un po' differente da quella che noi facciamo noi, anzi noi non lo sappiamo fare in Sardegna. Spettacolare, il ragù è meraviglioso. Adesso finisco il piatto e vedremo dopo. Perfetti, straordinari. Siamo arrivati a che punto del pranzo? Siamo arrivati per me la portata più importante, che è il secondo, ed è una pancia di agnello. Ci tengo a precisare che non è la coscia, la spalla, il lomo, è la pancina, fatta prima a bassa temperatura, poi passata alla griglia con i finocchi e la sua glace di cottura. Le nostre patate al forno sabbiate con lo strutto e la classica verda alla contadina con la pancetta affumicata. Io sono super contento di questo e quindi ti ringrazio. E noi lo siamo più di voi. Quindi Grazie. alla prossima Grazie. puntata, se ci sarà eventualmente il dolce. Perfetto, grazie. E adesso noi ci gustiamo questa meraviglia delle meraviglie. Allora, il punto della situazione è questo: io ho assaggiato la pancia, l'agnello ed è spettacolare, non c'è bisogno di sale, non c'è bisogno di niente. Ho assaggiato le patate meravigliose, anche l'insalata ci sta benissimo, tra poco assaggerò la verza, ma devo dire che accompagnato con questo rosso davvero buono, io credo sia un degno secondo. La porzione è giusta nella quantità, nella consistenza dico che è un burro, come si dice dalle nostre parti. C'è anche un rimando di Sardegna secondo me, perché effettivamente non è un taglio che noi magari facciamo così tanto, eppure siamo abituati forse all'agnello intero, diciamo così, eppure ti rimanda come tipo di condimento un pochettino alla Sardegna, anche se qui c'è un'originalità e un'unicità particolare. Adesso ve lo faccio vedere ancora meglio in camera. E il profumo è spettacolare, meraviglioso, quindi mi sto girando, diciamo così, sto un po' girando intorno con le stesse parole, ma è davvero un luogo meraviglioso che vi consiglio, questa osteria storica qui a Forlì, quindi venite, detto da un sardo è ancora meglio. Se siete in viaggio non mancate di passare qui all'osteria del mercato. Tutto, esattamente, o quasi tutto, esattamente riconducibile al territorio, salvo qualcosina, ma si vede esattamente la bellezza del luogo e del mangiare e la bontà e la genialità e la cortesia delle persone, soprattutto del principale e della cuoca. Eccoci qua, allora siamo alla chiusura del pasto, del pranzo, e ci dice esattamente di cosa Il dessert classico, sempre romagnolo, fatto da noi. Questo è un classico della cucina romagnola povera, si chiama morbidelli al cioccolato. Sono 3 tipi di cioccolate diverse e nell'ultimo strato, che è fondente, c'è il sale di cervia. Questa è una torta alla robiola con le noci, quindi cheesecake, ma questo è diminutivo dire cheesecake. E la classica zuppa inglese, che in Italia se ne appropriano tutti di questa ricetta, ma mi dispiace per tutti gli altri ragazzi. La zuppa inglese è romagnolo, punto. E qui l'abbiamo detto, anzi l'ha detto, ok? Quindi mi raccomando, sappiatelo, poi dopo voi commentate, dite quello che volete, ma qui è storia. È storia, assolutamente sì. Io Allora noi vi ringrazio. salutiamo dall'osteria del mercato, storica, ok? Quindi venite, e a tutti gli amici sardi, devite bene il nome a manicare come si tocca, da compreso Azzisi. Un saluto, ti ringrazio. Ragazzi, Absalud e Sabdan ste travolta, questo è il saluto in romagnolo. Perfetto. Arrivederci. Stiamo chiudendo questo momento con questo pranzo fenomenale e siamo con il figlio di Simone, buongiorno signori. Allora, che cosa ci hai portato consigliato da tuo padre? Quindi non sgarrare. Non sgarriamo, non vi preoccupate. Allora, Allora, ho appena servito questo splendido caffè. In questo caso rubiamo una ricetta ai nostri amici di Fano. Questa è la moretta tipica fanese, che in antichità bevevano i marinai nel porto con vari avanzi di... Perché voi siete marinai, mi ha detto. Noi tuo siamo padre. anche marinai. Quindi c'è il nesso. Come vi dicevo, con vari avanzi di quello che si trovavano nella
alla cambusa, per riscaldarsi si facevano questo caffettone che è venuto fuori col nome di Moretta, che è composto da il liquore 1/3 di cognac, 1/3 di Varnelli e 1/3 di rum, che come vedete è servito in sospensione con una scorzettina di limone che poi si va a nascondere nel caffè, e una volta servita va solo mescolata e poi degustata. Ok, quindi la possiamo mescolare e poi ce la possiamo, come diciamo noi in sardo, buffare. Buffare. Perfetto, allora io ti ringrazio, ho già salutato tuo padre, siamo stati benissimo. Grazie. Anche grazie perché mille a non mi voi. ha riconosciuto che ero sardo, quindi non mi ha detto che era da 45 anni che va in Sardegna. Quindi non c'era l'inganno prima, non era preparata. E quindi allora noi vi salutiamo dall'osteria. Un saluto, una buona da Forlì, giornata. un sardo in viaggio e quindi alla prossima. Arrivederci. Allora, avevo già fatto la chiusura del video, ma sto assaggiando questa meraviglia. È una bomba. Il gusto è perfetto, si sente veramente il rum, ma ha quasi un sapore, sto azzardando, di anice, ma azzardo, da sardo non competente di beozia, come diciamo noi, non sono così avvezzo a dire chissà che cosa. Il gusto è veramente importante, è una bomba. Se avete bevuto anche del vino durante il pranzo, fate attenzione. Certo è che è una cosa tipica, è una cosa particolarissima. Io adesso l'ho mescolata, come appunto diceva prima il figlio di Vinicio. Questa è la chiusura degna forse di un pasto, dopo un bel dolce anche, quindi insomma un sardo in viaggio continuo. Adesso andremo a vedere qualcosa di bello e insomma venite in questi luoghi, amateli, ricordatevi di bere responsabilmente se mettete in macchina, quindi assolutamente non esagerate, riposate, fate passare l'effetto dell'alcol, perché anche solo un bicchiere, ricordatevi, è importante per la vostra sicurezza e la sicurezza degli altri. Non mancate di, come dire, farvi avvolgere dalle bellezze della cucina italiana, ovunque voi siate. Un saluto a tutti e il viaggio continua.